amone, Gino, è giunto il momento di racciccare la voce fan nel nuovo spazio. S'accura all'extraterrestre, mi raccomando. Chi decalavano vetro? No, chi è una terrazza. Comunque s'accura, non si può sapere mai cosa dell'extraterrestre in mezzo allo spazio. Possono nascere male le scuse e poi picco il patù, attacca una terra, presente tutta l'America se la piglia con te. Quindi Gino, non fare come al solito, senza inquietare i palommi a dica, i didi o qualsiasi cosa va volando per i fatti sua. Ok, ho ricevuto il messaggio. L'importante è che lo capisci. Scusa che dici, mi arrivò un messaggio su WhatsApp e mi sono distratto. Vabbè, niente, lasciai stare, Gino. Adesso ne colleghiamo con la Nasca per fare un countdown. A cosa può partire, va bene? Ah, a proposito, Gino, a bandierina con la M di Magomeriddu dai sta portando. Già il dentro motoscafo d'oaco, c'ha preciso poi sa che disegnarsi. Ok, brava cedazzo. Vedi che sei in Rione Visione, su Meriddu Channel, quindi ti stanno vedendo a tutti i giorni i Palermo. Pure che dica il dedo? Certo. Posso salutare gli amici di Caideddo prima di partire? Amone, salutale. Carissimi amici di Caideddo, cip cip! C'è che babbiare picca perché ti scippano i pin e usano per scriverci la lista della spesa. Ma ora manco può babbiare. Ok, la Nasca mi disse che può domare il motore. Ah, perché ho in acqua e sei nata? O motore, Gino. O motore. Lo scarabeo mi fotte la settimana passata. O motore della navicella, Gino. Ok, se domani. Ma posso capire come ti fai a disegnare. Ma che ci metti su un motore da 500 non si può sentire. Dice che è chiede nello spazio, ma questo cosa se arriva a Bollabate e c'è delle progressi. Oh, come finì? Ti fai mai? Vabbè, carissimi fans terrestri, vi comunico che il 15 luglio esce il sito di Magomeriddu, www.magomeriddu.it, il sito ufficiale dove potete trovare tante belle cose. Vabbè, ora va l'asso che partire, va si fanno nello spazio. Issa! Oh, ma la pena spuntolare meglio. Oh, primo pianeta che trovo ci leva il sozzatore.